Nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle discariche sul territorio regionale, sulla scorta delle prime indagini che già nel dicembre 2019 avevano portato al sequestro della discarica sita a Cormons, in località Pecol dei Lupi, e al deferimento in stato di libertà del direttore generale della società Isontina Ambiente e del direttore della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione, per aver gestito il sito in assenza di autorizzazione ambientale, i militari del Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Udine hanno condotto un'approfondita attività investigativa coordinata e diretta dalla Procura di Gorizia. Gli esiti delle indagini, oltre a confermare le assenze di autorizzazione integrata ambientale a decorrere dal dicembre 2010, in quanto mai rinnovata, hanno evidenziato ulteriori ipotesi di reato con riferimento alla gestione illecita di rifiuti liquidi in capo alle predette figure e al direttore del servizio disciplina gestione rifiuti siti inquinati della regione Friuli Venezia Giulia. Pertanto, nei giorni scorsi i carabinieri del NOE hanno dato esecuzione a decreto di sequestro dell'impianto di bonifica emesso dal GIP di Gorizia al fine di evitare il protrarsi di tali condotte illecite, con contestuale nomina di un amministratore giudiziario esperto del settore, affidandogli sia la custodia che la gestione della fase post-operativa della discarica, con il precipuo compito, tra gli altri, di vigilare sul corretto funzionamento degli impianti e portare a compimento il procedimento di bonifica per arrivare alla chiusura definitiva del sito.